I colori della vita di Vincent van Gogh partono dai toni scuri della terra, dei volti dei minatori di Marcasse, dei tessitori, dei contadini e poi diventano via via accesi il giallo del campo di grano su cui si staglia la camicia azzurra del seminatore, gli sfondi intensi su cui ritrae i suoi amici durante il periodo di Arles, l'iconica Madame Ginot, meglio conosciuta come l'Arlésienne, suo marito, il postino Roulin e suo figlio, il sottotenente Millet, tutti riuniti in un'unica sala che esplode di colori. Ecco in anteprima i capolavori del maestro olandese arrivati a Padova per la grande mostra curata da Marco Goldin che aprirà il prossimo 11 ottobre. Il cappello di feltro grigio, la barba rossa, lo sguardo intenso e la potenza del colore. L'autoritratto di Vincent van Gogh è il capolavoro simbolo della mostra che si aprirà qui al San Gaetano perché è un viaggio all'interno della vita del grande pittore olandese. 96 opere, di queste 82 sono capolavori di Van Gogh che arrivano per la maggior parte dal Kröller-Müller Museo di Otterlo. Gli altri 14 sono dipinti di Gauguin, Seurat, Signac e 3 preziose tavole di Francis Bacon. La mostra Van Gogh, i colori della vita, è la sesta sul pittore olandese per Marco Goldin, che assicura però si tratta di una versione inedita del maestro, un pittore considerato eroe. Però una prospettiva nuova, che è quella di non considerare Van Gogh un pittore pazzo, ma di considerarlo assolutamente un pittore certamente preda di strascichi di malinconia, anche molto forti, ma dedito al lavoro, proiettato nel futuro, consapevole che il suo posto nel mondo come artista importante e fondamentale non sarebbe stato nella sua quotidianità, ma sarebbe stato in un futuro non sapeva quanto lontano. In realtà è stato un futuro abbastanza vicino a lui. La mostra, allestita nei locali del Centro Culturale San Gaetano, resterà aperta al pubblico fino ad aprile. Il numero di ingressi è stato ridotto per le norme anti-Covid, ma il percorso studiato ad hoc permetterà allo spettatore la visita in sicurezza. Il mio sogno che si realizza. Pensavo non riuscissimo a raggiungere questo punto, invece ce l'abbiamo fatta grazie a Marco Goldin, si è veramente speso in maniera incredibile. Considerato anche questo periodo molto difficile. Con questo primo appuntamento di respiro internazionale organizzato da Marco Goldin e Linea d'Ombra, la città di Padova e il San Gaetano si preparano ad una grande stagione di mostre. Abbiamo radicalmente trasformato il Centro Culturale San Gaetano che ora risponde agli standard internazionali. La città chiaramente si rimette in moto.